può iniziare? Grazie. Buongiorno, benvenuti a tutti. Oggi presentiamo l'estate live di Piazzola sul Brenta. È un momento importante non solo per Piazzola sul Brenta ma anche per tutto il territorio. Ringrazio tutti i convenuti qua oggi. Sapete che il Consiglio regionale del Veneto è la casa di tutti i veneti, quindi noi siamo sempre lieti e felici di dare spazio ad iniziative come quella dell'estate live appunto di Piazzola. Sono qua assieme con la mia collega Elisa Cavinato, che anche lei è del nostro territorio e partecipa attivamente alle iniziative e approfitto per ringraziare tutti i convenuti qua oggi con noi. Inizio dalla vice sindaco di Piazzola sul Brenta, Cristina Cavinato, dall'assessore Alessandra Callegari, che anche oggi qui è presente con noi, colui che ci mette sempre l'impegno e anche il lavoro, che è il dottor Fortin, perché senza di lui credo che difficilmente si potrebbero portare avanti certe iniziative anche molto importanti nel panorama anche nostro, non solo territoriale ma anche nel Veneto, e anche sono eventi anche che hanno risonanza anche in tutto il paese. E poi passo anche ai ringraziamenti di coloro che sono qui, che sono i protagonisti veri di quest'estate. Sono ZED, con tutta l'organizzazione ZED, che qui poi ci saranno gli interventi e ognuno darà il proprio contributo alla giornata di oggi, al Borgo & Co, che è anche qui con noi, alla Proloco di Piazzola, che collabora ed è parte attiva di tutte le iniziative, poi all'Associazione Nova e a Solidaria, che sono una parte delle iniziative, perché queste iniziative sono legate anche alla solidarietà, e credo che questo dia anche un timbro diverso a tutto quello che viene fatto a Piazzola, non solo da quest'anno ma anche negli anni precedenti. Parleremo anche di questo oggi. L'ultima sottolineatura è il fatto del bellissimo sfondo, di quello che è di quello che è il contesto del centro di Piazzola sul Brenta, quindi non solo la piazza, i portici, ma anche la splendida villa che sapete è di proprietà ed è gestita dalla Regione Veneto, e a noi interessa ulteriormente valorizzare il compendio monumentale del centro di Piazzola e della villa, e anche questo che negli ultimi anni è cresciuto molto, è stata anche per merito, Piazzola è stata conosciuta anche molto per merito di tutte le iniziative estive che hanno permesso di conoscere e di frequentare maggiormente Piazzola da parte di tantissima gente che magari non la conosceva, non conosceva questo splendido scenario che è offerto dalla villa. Ecco. Io credo di aver ringraziato tutti, e quindi io darei la parola al dottor Fortin per un cappello generale. Ringrazio il consigliere Sandonà. Come avete capito, tutti questi eventi sono possibili grazie alla collaborazione di tutti. Ovviamente lui non ha voluto citare la parte del leone che fa la Regione Veneto, grazie a contributi che annualmente erogano solo a Piazzola, ma nell'ambito di quelle iniziative che sono ovviamente di carattere regionale. Ecco, adesso passeremo alle presentazioni, ognuno per la propria parte. Diamo la parola innanzitutto all'assessore e vice sindaco del comune di Piazzola sul Brenta, dottoressa Cristina Cavinato. Sì, buongiorno a tutti. Il mio compito oggi è quello di darvi il benvenuto. Siamo qui appunto per presentare in Regione gli eventi che i collaboratori che insieme al Comune di Piazzola rendono grande Piazzola, perché se Piazzola è questo, come diceva il Presidente Sandonà, è merito vostro, merito di coloro che credono in Piazzola, investono in Piazzola, in primis Valeria Arzenton, fondatrice del gruppo ZED, che ringrazio, ma poi a seguire
anche tutti gli altri partner con i quali condivido ogni giorno idee, iniziative e progetti. Un grazie a Roberta, mia grande sostenitrice, che mi fa presentare in regione e mi aiuta insieme al consigliere regionale Sandonà a presentare i nostri eventi qui in regione, perché avere un respiro più ampio, far vedere cosa fa Piazzolla in un contesto regionale credo sia doveroso e nonché anche piacevole. Do la parola appunto adesso ai vari interventi, ringrazio di cuore, saluto a nome del sindaco che non c'è, però procediamo appunto con la presentazione degli eventi. Allora, io devo fare ancora un piccolo passaggio, devo ringraziare anche i 2 consiglieri comunali che sono presenti, la consigliera amica Carmen Tompolato e la consigliera Marta Facco che sono qui con noi. Grazie, prego. Grazie, come vedete il comune di Piazzola è rappresentato al femminile, quindi diamo la parola all'assessore alla cultura, la new entry di questa amministrazione comunale, l'assessore Alessandra Calegari, assessore alla cultura del comune di Piazzola. Buongiorno a tutti, è un onore per me, un grande piacere essere qui presente a questa importante conferenza tenuta in questo meraviglioso palazzo della Regione del Veneto. Oggi verranno presentati gli eventi estivi che si terranno a Piazzola nei prossimi mesi. In qualità di nuovo assessore alla cultura devo innanzitutto ringraziare il sindaco Walter Milani per avermi scelto per questo importante e delicato compito. Piazzola è sempre stata legata alla musica, fin dai secoli passati. Basti pensare che già alla metà del Seicento Marco Contarini è venuto a Piazzola in terraferma e qui ha creato la maestosa Villa Contarini, oggi appunto della Regione del Veneto, e riguardo alla musica e alla sua passione basti pensare alla Sala della Musica, conosciuta come Sala della Chitarra Rovesciata, dove venivano tenuti concerti bellissimi. Poi successivamente anche Paolo Camerini darà molto spazio e risalto alla musica, basti pensare al Loco delle Vergini, dove c'erano appunto queste ragazze dediche alla musica, dove scrivevano e trascrivevano libretti musicali, dove si dedicavano al bel canto e dove imparavano a suonare gli strumenti. Quindi insomma a Piazzola la musica ce l'ha nel DNA. Anche in questi anni si è proseguita questa esperienza, basti pensare ai meravigliosi concerti e a tutto quello insomma di bello che è stato fatto a Piazzola. Ricordiamo ad esempio che negli anni 90 i solisti veneti tenevano proprio la sala della musica come sede loro, la sala per la registrazione delle loro produzioni discografiche. E ancora oggi appunto a Piazzola si possono ascoltare meravigliosi concerti, interessanti proposte musicali realizzati ed esibiti grazie all'impegno di molte persone, di molte associazioni e realtà culturali che trovano a Piazzola il palcoscenico ideale dove presentare queste opere. Ringrazio il vice sindaco Cristina Cavinato per il lavoro e l'impegno che in questi mesi ha svolto per realizzare e per permettere che appunto Piazzola diventi la protagonista di queste splendide serate. Insomma, mi aspetto un incarico e un impegno importante che spero, insomma, con gli anni che ho avuto nel settore e di aver acquisito una professionalità tale che mi permetta di svolgere nel miglior modo. Grazie a tutti. Grazie ad Alessandra Calegari. Noi tutti quando ci muoviamo fuori dal territorio piazzolese ci dicono: voi dove siete? Siamo di Piazzola. Ah, Piazzola. Ci sono 2 cose che rendono famosa Piazzola, 3 oltre alla villa: gli eventi del mercatino e gli eventi che ormai da qualche anno, mettiamola così, si fanno a Piazzola grazie alla collaborazione della società Z che opera in Padova e da noi da qualche anno, ormai da qualche decennio, mettiamolo così, adesso per essere molto schietti, conferma la loro presenza, la loro qualità, le loro proposte culturali. Oggi con noi c'è Valeria Arzenton, quindi chiamo lei a presentare il programma del calendario 2024. Buongiorno. Grazie a tutti, grazie per questa opportunità, ringrazio il dottor Sandonà, ringrazio l'amministrazione comunale di Piazzola, tutte le persone presenti, la vice sindaco, l'assessore alla cultura e veramente
Sono emozionata perché innanzitutto ci troviamo in questo posto meraviglioso e siamo a Piazzola da parecchi anni, sì, dovrebbe essere la 12ª edizione, non in sequenza, però 12 anni che operiamo nel territorio e quindi l'abbiamo visto crescere a livello proprio musicale e siamo affezionati, e trovarci oggi qui a presentarlo secondo me suggella appunto questa unione importante tra la nostra realtà, che siamo appunto leader nell'organizzazione di spettacoli dal vivo, e appunto le istituzioni, perché il binomio vincente è proprio quello di poter unire, di poter fare insieme dei progetti culturali che abbiano questa visione ampia e di grande respiro anche internazionale. Quest'anno la stagione è abbastanza concentrata, parliamo di 5 spettacoli, però sono tutti spettacoli scelti che vanno diversificati, che si indirizzano a target diversi, diversificati. Perché? Perché cerchiamo di portare un po' tutto il target a Piazzola. Abbiamo un evento grandissimo che è quello di Rama, che farà dei numeri importanti accogliendo pubblico veramente non solo veneto, perché se questa sede regionale è la casa di tutti i veneti, Piazzola è la casa di tutti i veneti per gli spettacoli, ma non solo dei veneti, veramente a livello stiamo portando pubblico da tutta Italia in questo caso. Vogliamo rilanciare nella location, siamo innamorati del posto, 12 anni non sono a caso, vogliamo continuare a fare eventi e stiamo guardando al futuro, però sempre più che mai dobbiamo fare queste sinergie tra i vari enti, perché fare questi spettacoli è molto dispendioso, è complicato, c'è moltissima concorrenza anche dalle regioni limitrofe dove piovono contributi come fosse, e fanno una concorrenza anche un po' sleale poi nel momento in cui in estate dobbiamo andare a prendere questi artisti. Quindi l'unione fa la forza e il nostro auspicio è proprio quello di poter continuare in questa direzione e rilanciare sempre di più questo festival. Noi ci crediamo, noi ci siamo, vogliamo fare sempre di più e ovviamente insieme lo faremo. Grazie a Valeria Zenton della società Z. Da alcuni anni abbiamo scoperto che a Piazzola c'è un altro spazio importante vicino attivo a Piazza Camerini per poter fare un'attività importante all'aperto che ha richiamato migliaia di persone, non solo ovviamente del luogo ma anche dei comuni e dei territori limitrofi. La società qui rappresentata dal signor Guido Mazzucato, che invito a intervenire, anche quest'anno ha organizzato tutta una serie di eventi, tra cui uno estremamente importante, con cui apriamo, se vogliamo da un punto di vista simbolico, anche l'attività estiva importante, il 13 luglio, con scopi che hanno anche un fondo di beneficenza che coinvolgono tanti soggetti, Villa Contarini, insomma una bella regia, come dire, di co-organizzazione di questi eventi. Grazie a Guido Mazzucato e alla sua società per la collaborazione che sta fornendo. Buongiorno a tutti, intanto ringrazio dell'invito al dottor Sandonà e sono molto orgoglioso da parte mia e di tutti i nostri collaboratori per essere presenti qui e far parte dell'estate piazzolese ormai da 5 anni. Il nostro impegno comunque è sempre stato dato dall'inizio e il Borgo & Co è un evento che ormai si sta consolidando. L'anno scorso abbiamo fatto una presenza di circa 65.000 persone e partito dai primi anni del Covid, da una necessità è diventata una realtà importante. Io volevo dicendo che sono orgoglioso che il Borgo & Co fa parte delle attività di Piazzola. Siamo qui anche a presentare che il 13 di luglio ci sarà un evento importante in Villa Contarini in collaborazione con Borgo & Co e il Comune di Piazzola sul Brenta, with Matrix, che è un evento che noi crediamo che sia molto importante, anche perché si uniscono molte associazioni del territorio e ci sarà una raccolta fondi per OPSA, che è l'Opera della Provvidenza di Sant'Antonio, dove già da un paio d'anni cominciamo a collaborare assieme. Oltre a quello è tutto il calendario estivo che noi abbiamo. Avremo un altro evento importante nel settore motoristico l'ultima domenica di agosto, che l'anno scorso ha avuto quasi 20.000 persone di presenza con le sue presenze e quest'anno si ripete in maniera un po' più consistente. Si pensa anche di entrare, molto probabilmente entreremo nei giardini della villa con delle case motoristiche importanti dove ci sarà un demo ride di tutte quante le moto presenti.
non c'è altro da dire, ringrazio tutti e spero di venire a trovare, e in bocca al lupo per i concerti con la Z. Grazie. Grazie a Guido Mazzucato. Abbiamo conosciuto i partner istituzionali, i partner privati, adesso abbiamo degli importantissimi partner, come dire, associativi delle realtà locali. Non può mai mancare a Piazzola sul Brenta la collaborazione della Proloco, con tutte le varie attività, non solo estive, ma in tutti i mesi dell'anno, in tutti i momenti in cui effettivamente l'amministrazione ha bisogno di un partner operativo e non solo. Noi sappiamo di poter confidare sul Presidente e sulla sua associazione. Ringraziamo Giuliano Tessari per la presenza di oggi. Buongiorno, ringrazio anch'io tutti quanti, soprattutto la Regione, nella persona del consigliere Sandonà, l'amministrazione comunale di Piazzola che ci dà modo di operare significativamente a Piazzola. Noi siamo presenti tutti i giorni dell'anno con un ufficio aperto dalle 9 del mattino a mezzogiorno, avendo la possibilità di avere per fortuna una schiera di collaboratori volontari che si prestano a tutte le manifestazioni che facciamo. In questo momento siamo di supporto a una iniziativa gestita dal Nova, un gruppo di ragazzi che sono entrati a far parte della Proloco Giovani, con 2 manifestazioni, le notti magiche che sono la rassegna delle partite di calcio degli europei e un festival che durerà 4 giorni. Noi siamo presenti tutti i mesi con il mercatino, la gestione del mercatino d'antiquariato, che proprio l'altro giorno il Corriere della Sera ha inserito il mercatino di Piazzola nei 10 mercatini più importanti al mondo. Questo è un traguardo importante. Siamo presenti sul territorio con altre manifestazioni. Velocemente ci sarà una rassegna cinematografica con una proiezione di film. Siamo presenti con un'iniziativa che si chiama Fiori e Colori. Siamo presenti sempre in questi mesi con un'altra iniziativa gestita sempre dai giovani che si chiama Cubici, è una biciclettata culturale in bicicletta con risvolto anche enogastronomico naturalmente, che è la nostra forza. Un altro evento importantissimo per noi sarà la Fiera di San Martino, che è la fiera tradizionale del paese, e comunque siamo di supporto anche a altri eventi, per esempio gestiti dalla Regione. Diamo qualche piccolo supporto a Casius Veneti e al DOP Veneto. Siamo impegnati in tante altre cose, soprattutto anche a livello di solidarietà verso le istituzioni che seguono gli anziani e altre realtà del genere. Non ho altro da aggiungere, ringrazio soprattutto di nuovo la Regione e l'amministrazione comunale. Grazie. Grazie al Presidente Tessari della Proloco, ne faceva menzione lui, c'è una bellissima realtà che da alcuni anni opera a Piazzola, bellissima perché è gestita, organizzata, promossa da giovani. Ecco, e non è vero che i giovani non si impegnano, non si danno, come dire, non si rimboccano le maniche. Quest'anno siamo partiti così perché l'Italia non vuole andare avanti con gli europei e quindi le notti magiche si sono fermate. Speriamo che il tempo ci aiuti perché noi programmiamo l'estate, il tempo ancora non riusciamo. L'anno scorso abbiamo avuto qualche problema, speriamo che quest'anno non ci sia il problema. Francesco Marangon del gruppo Nova, che lui può illustrare, ecco, il calendario delle sue attività di quest'anno. Grazie. Buongiorno a tutti. Intanto ringrazio la Regione e l'amministrazione per averci portati qui. Per noi è un grande onore. Siamo partiti da un paio d'anni ed essere già qui a fare questi eventi, a parlare di questi eventi è una grandissima soddisfazione. Come diceva il dottor Fortin, e lo correggo perché non è ancora finito, noi stiamo facendo un evento che si chiama Notti Magiche in cui abbiamo portato la gioia del calcio su maxi schermo e gestiamo bar e cucina e mostriamo le partite. E continueremo con la visione di questo torneo fino al 14 luglio
E poi nello stesso parco, che è un ex vivaio stupendo nella zona del Piazzolese, proporremo un festival in cui vogliamo dare ai giovani di Piazzola la possibilità di avere un evento fatto per loro. Noi faremo 4 serate in cui proporremo 2 palchi con musica live, DJ e tanto spettacolo, oltre ad un mercatino, a degli eventi culturali e a tante altre sorprese. Per noi di Nova è importantissimo rivolgerci a un pubblico giovane e negli anni ci stiamo provando sempre di più e ci stiamo togliendo le nostre soddisfazioni. Collaborando con Proloco abbiamo avuto modo di esprimerci al meglio e credo che questa collaborazione porti tantissimo valore anche al territorio. Ancora un grazie da parte di tutto il gruppo. Grazie. Grazie a Francesco e alle notti magiche che speriamo proseguano anche senza... Poche gioie però. Ecco, sì, anche Cioè, senza... Sì, ecco. Avevo sentito gioie. Chiudiamo, ecco, il ciclo degli interventi con come dire, la presentazione di quello che CVS, lo vediamo nel banner, sta realizzando quest'anno a Piazzola, un'iniziativa CSV, sì, un'iniziativa del tutto particolare. Oggi c'è il direttore Nicolò Gennaro assieme al braccio operativo Luca Lideo. Credo sia importante capire che cos'è questa iniziativa solidaria, che è un'iniziativa che fa il giro, ecco, di alcuni comuni, di tanti comuni. Quest'anno è prevista a Piazzola e non solo, però il centro sarà ecco questo. È importante per dare un senso anche a tutte le attività, ecco, che si vanno a fare in un territorio, proprio per l'aspetto solidaristico che viene portato avanti dal Centro Servizi di Volontariato. Grazie dottor Gennaro per la sua presenza. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Ringrazio naturalmente i padroni di casa e della nostra casa comune di tutti i Veneti, che è la Regione Veneto, nella persona del consigliere Sandonà. Grazie mille per l'ospitalità e naturalmente l'amministrazione comunale di Piazzola sul Brenta, con cui stiamo appunto portando avanti questo percorso di Solidaria 2024. Solidaria è l'evento di punta di tutto il centro servizio volontariato di Padova e di Rovigo, che da qualche anno a questa parte ha deciso di trasformarlo in un laboratorio di co-costruzione di eventi, iniziative, attività che immaginiamo e costruiamo passo passo insieme alle scuole, alle associazioni, agli enti del terzo settore, ai cittadini e naturalmente alle amministrazioni comunali che accettano la sfida di ospitare per un anno intero questo laboratorio sul loro territorio. Il CSV emana un bando ogni anno e a questo bando possono appunto applicare le amministrazioni comunali delle 2 province di Padova e di Rovigo. Cerchiamo di selezionare quelle amministrazioni che hanno un rapporto privilegiato col terzo settore, quei territori dove il terzo settore esprime anche delle eccellenze, delle peculiarità che riteniamo sia importante valorizzare, anche portare ad esempio per tutti gli altri territori, per trarne spunto, per vedere come si possono trovare delle soluzioni innovative, come attraverso il coinvolgimento dei giovani o di particolari categorie di cittadini è possibile generare un impatto sociale positivo. Ecco, Piazzola, quando ha presentato la sua candidatura, ha spiccato sicuramente per tutti questi elementi, ne abbiamo avuto qualche dimostrazione già in questa conferenza stampa e siamo felici appunto di aver dato avvio a questa iniziativa che ci porterà durante tutta l'estate e oltre, anche fino a fine anno, a realizzare tutta una serie di iniziative che riteniamo importanti per aggiungere una qualità, diciamo, per la quale Piazzola vogliamo che sia famosa non solo nel nostro territorio ma in tutto il Veneto e in tutta Italia, cioè la sua grande dote di solidarietà, di altruismo, di cittadinanza attiva che la contraddistingue e che la fa essere uno dei territori in cui il volontariato è più attivo, proattivo e generativo in tutto il nostro territorio. Grazie ancora e ci vediamo quest'estate. Grazie al dottor Gennaro del Centro Servizio Volontariato. L'assessore vice sindaco Cristina Cavinato ha un piccolo fuori programma, ma ne avevamo parlato per la verità. Ecco, e quindi invito anche la consigliera Cavinato. Mi dicono che c'è un audio del Poiana che vuole dire qualcosa, un saluto. Vuole dire qualcosa, il Veneto amaro, dice, non attacca mai la Lega il Poiana, però possiamo sentire volentieri, vediamo cosa dice.
Che gioia venire a Piazzola, a quanti ricordi, che bello, un saluto a tutti, soprattutto l'amministrazione comunale intiera, il consigliere Sandonà, Valeria Argenton, benedetta dal Signore, vi abbraccio tutti, vi bacio, evviva, ci vediamo a Piazzola, ciao! Poiana originale. Ecco, invitiamo, sì, ecco la consigliera Cavinato, Elisa Cavinato, che ringraziamo per la sua presenza, perché l'assessore vice sindaco vuole fare una dedica. In passato, qui qualche mese fa, abbiamo presentato un'iniziativa, il lavoro femminile a Piazzola. Ecco, andiamo sulla falsariga di questo tipo di iniziativa fatta a suo tempo. Chiamerei anche la Valeria oppure vuoi farlo dopo? Dopo che hai spiegato. Dopo. Bravo. Allora, noi abbiamo fatto un libro che ha raccontato il lavoro femminile di Piazzola sul Brenta, raccontando il lavoro delle donne dentro l'aiutificio e che hanno contribuito a rendere grande Piazzola. E da allora il libro si chiama Il filo tra le mani. E da allora stiamo continuando a passarci questo filo di mano in mano. Io credo che le donne hanno reso grande Piazzola e tra queste mi sento di dire che anche Valeria Argenton ha reso grande Piazzola. E volevo oggi consegnare a lei, adesso lo lascio piegato, vi faccio vedere questo, la nostra bag che racconta appunto di questo libro, poi il libro glielo faremo avere, perché le donne hanno un loro valore. Valeria ha dimostrato che, perché guardate, nella conferenza stampa dell'ufficio stampa di Zed, la prima cosa che mi ha colpito, forse perché sono assessore sociale, le persone al centro. Io credo che tutto il lavoro che ha fatto Zed, che Valeria in questi anni l'ha fatto va bene, ok, perché è un'impresa, d'accordo, però io credo che la soddisfazione di vedere tanta gente intorno, insieme, che condivide la musica, che condivide lo stare insieme, ecco, e io questo l'ho respirato anche dal suo gruppo. Quindi complimenti, passo a lei il filo tra le mani di Piazzola sul Brenta in quanto donna che ha reso grande Piazzola sul Brenta. Ecco, premiano i consiglieri regionali e il vice sindaco, l'assessore alla cultura. Sì. Prego, l'assessore, venga. Sì. Allora adesso appunto vi consegniamo questo, che ha più un valore simbolico che reale, ecco. Però vi consegniamo il filo. Ecco qua. Grazie. La foto di rito, volete farla adesso, dopo? Io sulle ok. Grazie veramente. Lo dedico a tutte noi donne che ogni giorno ci impegniamo, mettiamo l'anima in quello che facciamo e facciamo sempre anche molta più fatica, però alla fine si vede quando c'è la nostra mano nelle cose. Grazie di cuore. Grazie. E l'altro appunto lo do alla consigliera Elisa Cavinato, compagna e amica di tantissime iniziative. Senza i miei amici non potrei fare nulla, vi dico la verità, li chiamo amici perché gli amici sono quelli che si fidano di te e ti aiutano a realizzare i tuoi sogni e i tuoi progetti. E io gli amici ne ho tanti, oggi do appunto il filo tra le mani ad Elisa Cavinato. Grazie, ringrazio Cristina Cavinato e tutte le donne qui presenti che veramente fanno la differenza, posso dirlo? Sì. Ecco, in questi momenti e nelle iniziative che vengono proposte nei territori. E congratulazioni e brave. A voi. Facciamo la foto tutti insieme? Tutti insieme qua, abbiamo poi Valeria gli impegni.